Vendite, logistica e promozione, gli editori piemontesi premiano l'edizione del Salone del Libro che si chiude domani in diretta dal Lingotto per un primo bilancio del weekend. Si contano i danni per l'agricoltura dopo le intense grandinate tra Astigiano e Alessandrino, nel Monferrato i paesi più colpiti, molte aziende danni anche per decine di migliaia di euro. Alla TGR Piemonte parla Fiorilena, la donna vercellese scampata, un tentato femminicidio 2 anni fa, l'aggressione dell'ex marito con 21 coltellate, il difficile percorso di reinserimento in una vita normale. Un gol d'antologia per Belotti e 3 punti pieni per il Torino contro il Sassuolo in attesa della sfida Roma-Juventus, nella quale si deciderà anche il destino europeo per i Granata. Tanto Piemonte alla Dunata Nazionale degli Alpini di Milano, nel suo discorso il ministro Trenta ha citato l'alpino più anziano, il biellese Silvio Biasetti, 106 anni, Cuneo spera di ospitare la Dunata del 2023. Buonasera, continua con successo al Lingotto di Torino, il Salone del Libro, domani l'ultimo giorno, ma ci colleghiamo subito in diretta con l'Oval dove per noi c'è Simonetta Ro. Buonasera Simonetta. Buonasera, non ci sono dati ufficiali, ma la tendenza sembra confermare, almeno per noi che siamo qua al Lingotto, un aumento dei visitatori. Ma vediamo intanto cosa ha raccolto fra gli stand Elisabetta Terigi. C'è tanto Piemonte al Salone del Libro di Torino e non poteva essere altrimenti, a cominciare dai piccoli editori, una cinquantina in tutto, con pubblicazioni che spaziano dal turismo alla storia locale. E poi tanti gli autori della nostra regione, come il giallista Carlo De Filippis, che ambienta il suo noir a Torino. Il giorno inizia con un commissario che è reduce da un gravissimo incidente ed è a casa in attesa di sapere se potrà tornare in servizio. C'è spazio anche per lo sport, con il racconto di un derby storico Juve-Toro giocato in tempo di guerra. Sì, derby di guerra, racconta di un derby giocato fra Juve e Toro appunto in tempo di guerra, quando i campionati erano sospesi per il conflitto. Fu un'amichevole giocata per raccogliere i soldi per un giocatore della Juve degli anni 20, morto appunto nel bombardamento, ma una partita che doveva essere amichevole si è trasformata in una guerra in campo. Al Salone si viaggia indietro nel tempo anche attraverso una mostra organizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato, esposti testamenti di grandi italiani, Manzoni, Garibaldi fino a Borsellino, un'iniziativa nel cuore del notaio Giulio Bino, che al Salone è di casa come presidente della Fondazione Circolo dei Lettori. Ormai il Salone sta avvolgendo al termine, come sta andando? Mi spiace sentir dire che sta avvolgendo al termine, perché pensare che fra un giorno e mezzo tutta questa carica di adrenalina, di emozioni che ci sta dando il Salone quest'anno stia venendo meno e se ne riparlerà soltanto fra un anno è un momento di sconforto, perché vorremmo che non finisse mai. E una prima conferma arriva anche dagli addetti ai lavori. Un voto a questo Salone? Direi 10, perché davvero c'è stata la buona volontà degli organizzatori che hanno salvato tutto quello che di buono aveva il Salone, anche l'organizzazione degli spazi è risultata particolarmente favorevole. Ecco, doveste dare un voto a questa edizione del Salone? 9, perché c'è sempre modo di fare meglio naturalmente.